l'altra. Dette queste cose, noi cosa ci aspetteremmo in Italia? Che tranquillamente, in maniera onesta, in maniera obiettiva, in maniera educativa nei confronti della società, il riferimento fondamentale dell'oncologia nazionale, che è il professor Veronesi, abbia una posizione chiara, limpida, cioè lo dovrebbe dire in un paese normale, tra virgolette. Dovrebbe dire che per diminuire i rischi la cosa migliore sarebbe evitare le sostanze a rischio, quindi non bere, così come vedete in tanti altri paesi del mondo. Invece il professor Veronesi nel suo libro Metabolismo delle Domine, che noi riportiamo testualmente in un passaggio nella Grassa del Vino, spiega come lui è un grande fautore del bere moderato, che nel vino ci sono sostanze antitumorali come il resveratrolo e che anzi promuovere il vino è anche un modo per trasmettere una cultura ai tuoi figli, il papà che versa i valori, il papà che versa il vino al suo bambino, al suo figlio, così ha un valore anche culturale. È un sostenitore Veronesi che pubblicamente si spende in molte occasioni dell'idea del bere moderato. Non vale per niente l'idea del bere moderato, per nessuno dei problemi. Rispetto poi alla dannata potenzialità dell'alcol etilico contenuto nel vino di provocare il tumore, come abbiamo visto non parlavamo di damigiane, parlavamo di bicchieri. Quindi il bere moderato rispetto al rischio del cancro sul vino non esiste. In tutti i paesi del mondo, quando c'è la giornata mondiale per la prevenzione dei tumori, viene detto: se volete non mettervi in ulteriori guai rispetto a quelli che la vita stessa si produce, non fumate e non bevete. In Italia non è proprio così, c'è una sottile differenza. In Italia dicono non fumate e bevete poco. Se dicessero non bevete e fumate poco, tutti direbbero una cosa. Invece è la stessa cosa, non fumate e bevete poco, in realtà vuol dire vi suggerisco di assumere un comportamento che aumenta il vostro rischio. Allora ci hanno detto, ma allora Veronesi è scemo, è ignorante, è corrotto, come mai secondo voi? Noi non abbiamo detto una risposta a questa domanda, abbiamo però indagato un pochino e abbiamo visto che tra gli sponsor della Fondazione Veronesi ci sono quelli che fabbricano gli inceneritori che lui dice non sono pericolosi per la salute, ci sono produttori di vino che lui dice non sono così pericolosi per la salute, abbiamo visto che l'Osservatorio Permanente sui Giovani e l'Alcol, di cui Veronesi è presidente onorario, è un'emanazione di Assobirra e dell'Unione Italiana Vini, basta andare sul sito ed è facilissimo verificare. E quindi dei sospetti vengono che anche lui faccia parte. All'inizio dell'anno, a gennaio, ci hanno mandato, girando per l'Italia a presentare il libro, conosciamo anche tante persone come qua, che poi collaborano in qualche modo con noi, ci hanno mandato da Siena un calendario che era edito dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, e invece di mettere le veline, no, per ogni pagina una velina o per ogni pagina un calciatore, no, niente, questi hanno pensato di mettere delle informazioni utili per la salute. Quindi adesso nel mese di maggio mi pare che ci fosse la bella sigaretta con una barra sopra che diceva non fumate se volete vivere un pochettino meno a rischio per tumori, e poi invece sul vino c'era la solita poesia che diceva che un bicchiere di vino, grazie alle virtù antiossidanti di alcune sostanze ivi contenute, protegge addirittura dal tumore. Anche qua noi abbiamo fatto... tornare un attimo sul resveratrolo. Una parte di resveratrolo ogni 100.000 di alcol in un bicchiere di vino rosso di quelli dove ce n'è tanto. Questo lo dice una corretta informazione, non il Una parte ogni 100.000. Il Allora uno dice, calendario ma allora questi qua di Siena, andate, non ve lo diciamo, andate su internet a vedere la LILT, Lega Italiana Lotti Tumore di Siena, da chi è finanziata. Visto che siamo in Toscana, il vino quale sarà? I piatti. A tutte le bufale che ci sono nel libro Vino e Bufale, noi ne abbiamo eletta una, che è la bufala regina, e che è quella che riguarda il resveratrolo, i poteri straordinari del vino rosso, appunto perché questa bevanda conterrebbe una sostanza antiossidante miracolosa. In effetti la contiene, ma stiamo un po' a sentire com'è in realtà la storia. Allora lì magari non riuscite a leggere, ve lo leggo io. Questo è il giornale 7 del Corriere della Sera di qualche tempo fa. Questo è l'articolo che è riprodotto lì e dice: scienza, le virtù del resveratrolo. Chi beve vino campa
anni, e questa volta lo dicono i medici. Che il rosso facesse bene lo si sapeva da tempo, ora però 2 ricerche americane hanno scoperto che una delle sue molecole può letteralmente allungare la vita, almeno in laboratorio. Questo articolo l'abbiamo scelto per Bufala Regina perché rende perfettamente una delle forme più comuni di manipolazione che viene fatta all'informazione scientifica per motivi commerciali. La tecnica è questa: si prende una sostanza presente nella frutta, un antiossidante, in questo caso è il più utilizzato è il resveratrolo, che c'è in decine di vegetali, c'è nelle ciliegie, c'è nelle arachidi, c'è nei pomodori, c'è nelle olive, c'è nei mirtilli, c'è nell'uva scura, l'uva nera. E attraverso la buccia dell'uva passa nel vino. Allora come funziona la manipolazione? Si fa uno studio sul resveratrolo, somministrato al corpo di laboratorio, piuttosto che studiato con la cellula sul vetrino sotto il microscopio. Si trova, ormai lo trovano sempre, ma è sempre quella che gira. Tutte le volte è una nuova scoperta che gira sempre da 10 anni, che ha degli effetti benefici, antitumorali, anti-aging, eccetera, eccetera. E lo si trasforma miracolosamente nel titolo in vino. Quindi il topo che ha bevuto il resveratrolo non ha bevuto il vino, probabilmente avrebbe avuto dei problemi, gli hanno dato il resveratrolo, ma nel titolo è diventato più bevevo una tanta. Ma perché questo articolo ci è sembrato così efficace nel rendere questa manipolazione? Perché qui il giornalista ingenuamente, in fondo all'articolo, svela il trucco. Infatti dice: comunque, per avere una concentrazione curativa equivalente a quella che si può mettere a punto in laboratorio, occorrerebbe bere almeno 40 litri di vino rosso. Di solito questa parte non ce la dicono, la negano. Il giornalista più scafato evita di dare questa parte di informazione, dice solo: chi beve vino campa 100 anni, questa volta lo dicono i medici. Capite che non sta nel cervello della terra. Il resveratrolo non viene forse neanche 40 litri, perché in realtà non viene nemmeno assorbito dall'organismo. Eppure la stragrande maggioranza degli studi che vengono trasformati in benefici del vino che appaiono nel nostro medico funzionano secondo questa tecnica di manipolazione qua. In questi giorni, oggi e domani, a Grinzano e Cavour in Piemonte c'è un convegno promosso dai produttori su vino e cancro. Io vi anticipo i risultati perché li so già, perché sono sempre quelli tutti gli anni. Diranno che un po' di vino fa bene per prevenire il cancro perché contiene delle sostanze antitumorali, come ad esempio una che è appena stata scoperta che si chiama resveratrolo, sempre quello. Vedrete se non è così. Già però un anticipo è stato fatto sulla stampa di ieri mattina, la stampa di Torino, dove il professor Attilio Giacosa ha scritto, non abbiamo il giornale ma l'ho fatto tenere da parte perché dopo faremo una slide specifica perché è bellissimo, una cosa del tipo: 10 bicchieri di vino alla settimana sono la dose consigliabile per prevenire il cancro. Quindi suggerisce di bere 10 bicchieri a settimana per prevenire il cancro, a motivo del fatto che ci sono gli antiossidanti, sempre quelli. Perché, dice, in realtà non è dimostrato che in bassa quantità il vino sia cancerogeno, se non per la mammella e l'esofago. Allora io ho detto, con Enrico abbiamo detto: ma allora io adesso vado là al 9 Veneto e dico che per evitare il pericolo di avere l'unghia incarnita vi consiglio e vi suggerisco di mettere delle scarpe molto strette. Perché? Perché non è dimostrato che mettere scarpe molto strette aumenta il pericolo di unghia incarnita delle dita dei piedi, tranne che per l'alluce. Tranne che per l'alluce sì. Diresti che sono un malato di mente. In realtà questo è quello che è apparso sulla stampa di Torino a titolo: la dose ideale per prevenire il cancro è 10 bicchieri di vino a settimana, con queste motivazioni qua.